e direi che possiamo iniziare. Intanto vi ringrazio per la presenza. Devo tuttavia riferire che l'assessore Marcato non potrà essere presente, se avete anche sentito ha avuto un lutto, un grave lutto, per cui ha annullato tutta una serie di eventi, anche quelli importanti come quello di oggi. Per cui c'è una modifica al programma, abbiamo potuto ovviamente darne conto nel sito solo ieri, quando abbiamo avuto la conferma che l'assessore Marcato non avrebbe potuto presenziare sia il convegno sia la conferenza stampa che era prevista per l'adesione della Regione Veneto alla campagna nazionale d'Italia in classe A, che è un argomento che appunto verrà rimandato anche per la dignità, voglio dire, di questo importante argomento, che è quello appunto legato a questa campagna nazionale in cui la Regione assolverà un ruolo di opinion leader e quindi insomma sui temi appunto della sostenibilità. Ciò nonostante, quindi oggi ci troviamo anche per dar conto di una collaborazione importante che c'è stata nel corso di questo anno con Enea, che si protrarrà nei prossimi tempi e che ha visto, voglio dire, un percorso formativo rivolto a tecnici e amministrazioni comunali sul tema del patto dei sindaci. Per cui la scaletta di oggi appunto vedrà il report su quello che è stato fatto in questo anno sulla questione del patto dei sindaci, tenuto conto che abbiamo sempre sostenuto che in qualche maniera il patto dei sindaci è uno strumento importante, nel senso che almeno io ritengo insomma, che non c'è sostenibilità senza consapevolezza, non c'è consapevolezza senza conoscenza e soprattutto non c'è responsabilità senza consapevolezza. Cioè, il percorso che è stato fatto, voglio dire, in questi anni ha meritato un approfondimento, anche perché nel frattempo si è evoluto anche questo strumento, che al di là di tutto, voglio dire, è uno strumento che ha portato, attraverso soprattutto l'impegno delle amministrazioni comunali, ad una maggiore attenzione sul tema della sostenibilità. Quindi io a questo punto darei conto invece di quello che è stato questo programma di formazione e informazione e di eventi conclusivi, che questo è un evento conclusivo di una serie di eventi che si sono svolti sul territorio con 6 moduli informativi, su cui dopo Patrizia Pizzocchini d'Enea ne darà contezza sia nella partecipazione ma soprattutto dagli temi che sono emersi e anche le necessità formative e informative che ne sono state scaturite, voglio dire, da questo percorso e da queste indagini. Io mi fermerei anche qui, anzi prima di dare la parola a Federici di Enea, che volevo fare una piccola precisazione sul rapporto che abbiamo inteso creare con Enea, nel senso che quando si parla ovviamente di questi temi è opportuno anche definire quali sono le sinergie maggiormente opportune. Noi come Regione abbiamo la necessità, anzi abbiamo l'obbligo di definire le policy regionali in tema di sostenibilità di energia. Non a caso stiamo facendo anche il piano energetico regionale e via dicendo. Il rapporto invece con Enea è quello di un percorso che poi magari attraverso la mia presentazione
me ne darò conto più puntualmente. È un rapporto, quello con Enea, importante perché avere, diciamo, un partner scientifico che ci aiuta non solo, voglio dire, in tutte quelle attività tecnico-scientifiche che accompagnano mediamente, voglio dire, gli strumenti che siano patto dei sindaci, PAES oppure il piano energetico regionale, ma anche consente di affrontare i temi della formazione e della conoscenza sul territorio e riportarli all'interno delle politiche quando è possibile ed essere, diciamo, di supporto, perché noi ovviamente stiamo svolgendo il ruolo rispetto al patto dei sindaci di coordinatore regionale, ma Enea sta svolgendo un ruolo di coordinatore nazionale del patto dei sindaci, per cui insomma avere queste sinergie e avere un soggetto che ci accompagna, voglio dire, nella definizione delle policy e a livello regionale e diciamo dare dei contributi a livello locale ci è sembrata una strada importante. Allora, non so, ti do la parola Andrea o passo la presentazione? Passo io la presentazione, ok. Allora, come accennavo in precedenza, l'attività della Regione in merito al patto dei sindaci è iniziata davvero parecchi anni fa, nel senso ormai abbiamo valicato il decennio di esperienza sul patto dei sindaci, però mi preme anche sottolineare come è ben vero che già dal 2012 la Regione è divenuta ha preso un po' le redini della questione del patto dei sindaci, assumendo anche il ruolo di coordinatore territoriale, cosa che poi è avvenuta formalmente nel 2016. In questo periodo naturalmente abbiamo approvato le linee di indirizzo di quelli che erano allora il patto dei sindaci nel 2014. Tuttavia va rilevato che c'è stato, devo dire, un momento di grande fermento in quel periodo fino al 2016, diciamo, anche perché la Regione ha provveduto a mettere in campo alcuni finanziamenti. Non nascondo che poi con l'evoluzione stessa del patto dei sindaci, l'acquisizione anche di altre tematiche che inizialmente erano molto più legate alle questioni energetiche, poi si sono anche ampliate sotto il profilo appunto degli altri aspetti che adesso compongono i PAES, dopo appunto il 2015, la Regione diciamo, ha percorso insieme questa strada, però poi l'ha anche un po' persa come coordinatore regionale, allora è stato necessario un po' riprendere le fila e dal 2022, quindi da un anno e mezzo fa, abbiamo detto bene, cominciamo a riprendere un po' le fila dell'attuazione dei PAES con una prima operazione di ricognizione. Per far questo appunto abbiamo pensato di coinvolgere Enea nel fare innanzitutto una prima ricognizione di quali sono state le esperienze nel Veneto e insieme a questo abbiamo stabilito un protocollo d'intesa che ha una validità pluriennale, quindi insomma diciamo il primo anno di collaborazione ha visto appunto perseguire gli obiettivi che vedete anche indicati in questa slide. In parte riguardano appunto tutte le operazioni di ricognizione dello stato di salute del patto dei sindaci e anche gli approfondimenti che sono diversificati, nonostante che appunto posso anche dire che l'adesione delle amministrazioni comunali al patto dei sindaci nel Veneto rappresentano un dato importante anche su scala nazionale, però bisogna imparare anche a leggere dentro i dati, nel senso nonostante che siamo
una, diciamo, una adesione complessiva nel Veneto di circa il 90% dei comuni hanno aderito al patto dei sindaci. Poi alla fine bisogna in qualche maniera vedere, insomma, come i patti dei sindaci siano stati implementati con le azioni, qual è diciamo, il grado di approfondimento che è stato portato avanti, i comuni che hanno fatto i monitoraggi sulle azioni e via dicendo. Quindi è venuto fuori anche uno stato diciamo, di attuazione dei patti che è un po' diversificato per tipologia di comune, per tipologia anche di aggregazione, diciamo anche degli esempi anche importanti con delle eccellenze riguardanti i capoluoghi di provincia, ma non solo, anche in alcuni casi le province che sono maggiormente impegnate, che sono state maggiormente impegnate in questo periodo. Questa analisi è stata importante, magari poi se ne darà conto nel corso appunto di questo evento, anche per la parte, voglio dire, di quello che potevano essere tutta una serie di interviste a questi soggetti, per far emergere quali sono anche state le lacune, quali sono anche i bisogni formativi, oppure appunto i problemi che si sono riscontrati, appunto perché adesso come soggetto anche coordinatore del patto a livello regionale tentiamo anche di mettere in atto alcune misure anche in modo trasversale allo strumento. Una delle cose che è emersa sicuramente è stato che c'è una domanda proprio di formazione sulle diverse tematiche. Non a caso abbiamo organizzato nei scorsi mesi, da ottobre a dicembre, questi momenti di incontro su temi trasversali al patto dei sindaci, ma che effettivamente sono il core business del patto, voglio dire, i temi che abbiamo affrontato nei 6 incontri che sono stati svolti in modo virtuale, i 6 incontri, però abbiamo avuto anche 3 incontri importanti su base provinciale, su cui è stato anche presentato, voglio dire, dei strumenti operativi, di cui ne accennerà sicuramente Enea, soprattutto l'uso della piattaforma per rendere come strumento di facilitatore nell'implementare le politiche che ogni singola amministrazione porta avanti. Quindi con Enea abbiamo appunto individuato tutta una serie di strategie e di misure su cui impegnarsi assieme. Quindi appunto dalla prima ricognizione che dicevo prima dello stato dell'arte dei fabbisogni legati ai PAES alla conseguente analisi dei fabbisogni, quindi alle cose che sono emerse in termini di formazione. Quindi oggi in qualche maniera siamo anche a discutere appunto tutta una serie di definizioni di strumenti che possono facilitare il lavoro delle amministrazioni comunali. Non sottolineo anche fra l'altro che appunto il patto dei sindaci ha una sua, come dire, permanenza sugli esiti territoriali nel momento in cui è stato in qualche maniera utilizzato in maniera massificata, meglio se nel caso in cui ci sono state delle aggregazioni fra comuni, realtà che poi è stata anche secondo me che è presente nella situazione veneta, per fortuna grazie anche a tutta una serie di capacità che ha il territorio di mettersi insieme nel definire le politiche, un po' facilitata anche dalla situazione urbanistica. Abbiamo una legge urbanistica che tende a portare insieme le amministrazioni nel definire le politiche strategiche territoriali. Abbiamo avuto le esperienze delle IPA, delle intese programmatiche d'area, e quindi c'è una certa orientamento da parte delle amministrazioni anche a mettersi insieme, perché più
che si mettano insieme le amministrazioni, maggiormente le politiche sulla sostenibilità potranno avere un effetto importante sul territorio. Quindi perché trattare il tema del patto dei sindaci in una visione strategica regionale? Un breve accenno anche alle policy che la Regione sta portando avanti in questo momento. Ci siamo presi l'impegno di redigere il nuovo piano energetico regionale. Certo che pur consapevoli, voglio dire, che il quadro normativo a livello nazionale deve essere ancora completato, nel senso sappiamo bene che i target energetici che il Ministero dovrebbe dare, che appunto col DM è previsto dal decreto legislativo 199, tardano ad arrivare, ma sappiamo anche, voglio dire, che in qualche modo sono abbastanza individuabili gli importanti obiettivi che a livello energetico e a livello emissivo sono definiti anche in strumenti che già abbiamo, appunto con il PNIEC e con il Piano Nazionale Energia e Clima. Sulla base di questo, appunto, ci stiamo muovendo pur nell'incertezza dovuta alla definizione del DM delle aree idonee e quindi i conseguenti obiettivi target che vengono dati alle regioni, ma anche agli stessi strumenti che riteniamo che siano importanti, per esempio il DM che riguarda appunto le comunità energetiche, di procedere comunque con un quadro pianificatorio con gli elementi che appunto abbiamo, tanto che stiamo redigendo il piano energetico e diciamo faccio anche un'anticipazione e stiamo approvando praticamente un quadro, quantomeno un quadro di riferimento per la definizione di politica per la transizione ecologica e la sostenibilità climatica, quindi questo atto all'interno del piano energetico riteniamo appunto che intanto vada fatto e credo che l'adozione potrà essere nel giro di qualche giorno. È un documento che è sotto valutazione da parte della giunta regionale, ma mi sentirei di dire la regione sta cominciando a definire quale potrebbe essere le policy. Su questo, perché ne parlo del piano? Perché lo strumento del patto dei sindaci ha un ruolo importante per l'implementazione appunto delle politiche generali. Abbiamo sempre visto all'interno del patto dei sindaci innanzitutto un impegno da parte delle amministrazioni nel definire appunto dei quadri di riferimento che sono importanti per il territorio, per cui insomma in questo senso non vedo un disallineamento rispetto a quello che dovevano essere anche tutti gli altri piani. Il piano, ripeto, qualsiasi piano è uno strumento di conoscenza e diventa anche uno strumento di formazione. Quello che si diceva all'inizio, la questione della consapevolezza. Il tema, voglio dire, importante, quello della sostenibilità, in cui gioca buona parte sugli equilibri ambientali anche la questione energetica, per cui riteniamo che lo sforzo di tutti sia rappresentato, di tutte le amministrazioni sia rappresentato attraverso i propri strumenti e in questo rapporto di sinergia pensiamo che si possa costruire, voglio dire, uno sviluppo che tenga conto un po' di tutte le componenti. Su questo con Enea ci è stato dato un supporto durante tutta questa programmazione di eventi formativi di cui appunto ne darà conto nel corso di questo evento i colleghi di Enea. Io mi fermo qui. Allora, grazie. Aspetta, devo prendere io la presentazione. Allora, adesso provo a uscire e andare sulla mia di presentazione.
Allora, grazie, buongiorno a tutti, ringrazio la Regione, l'architetto Franco Alberti. Io sono veramente contento di questa giornata. Lo avevo detto anche all'inizio, in apertura del primo di questi incontri, ma ecco, lo ribadisco in questa occasione, in questo evento conclusivo, perché diciamo, questo percorso che abbiamo iniziato insieme è da un lato perfettamente come dire, coerente con quelle che sono le nostre attività diciamo, di agenzia, come Enea, e ovviamente perfettamente coerenti con quello che è il nostro ruolo di coordinatori territoriali nazionali del patto dei sindaci. Ma soprattutto, ecco, quello che vi vorrei restituire con questa breve presentazione è come dire, l'esemplarità di questo percorso che stiamo strutturando insieme. Noi come Enea, come Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, forniamo supporto tecnico-scientifico sia, diciamo, all'amministrazione centrale, in particolare al MASE, che è il nostro ministero di riferimento, ma anche ovviamente a enti locali, regioni, comuni, oltre che a imprese e in maniera trasversale, accennava prima l'architetto Alberti, con la parte di formazione e informazione a tutti i segmenti, quindi non solo la pubblica amministrazione, le imprese, anche i cittadini. E sul territorio, diciamo, noi ecco, da sempre storicamente andiamo a supportare le regioni nella programmazione, nella pianificazione, in tutta quella che è, come dire, la filiera di attività, diciamo, dalla definizione delle politiche fino appunto all'implementazione, al monitoraggio e anche alla partecipazione attiva in alcune iniziative sul territorio, come dire, esemplari, particolarmente significative. Non ultimo in questo contesto ovviamente anche il nostro impegno, anche questo storico, fin dall'inizio dell'avvio del programma, dell'iniziativa del Patto dei Sindaci, come appunto coordinatori territoriali nazionali. Questo nell'ottica, lo ricordava anche prima l'architetto Alberti, di un dialogo fra vari livelli di governance, fra quello che è appunto obiettivi, azioni che anche la Regione stessa deve andare poi a definire nella nuova o nell'aggiornamento, nella nuova pianificazione, con obiettivi che adesso ormai traguardano al 2050, e quindi diciamo calare dall'alto quelli che sono degli obiettivi fissati a livello nazionale o anche delle indicazioni fornite a livello sovranazionale, come quelle che provengono dalle direttive, dall'aggiornamento delle direttive, adesso per il campo energetico, sull'efficienza energetica o anche sulla prestazione energetica degli edifici, ovviamente andandole a coniugare con quelle che sono poi le caratteristiche e le esigenze del territorio. E per nostra esperienza a livello, come dire, regionale, soprattutto nel caso di una regione ampia come quella del Veneto, è sicuramente quello che meglio riesce a coniugare esigenze e obiettivi dall'alto con le peculiarità del territorio. E nel caso del patto dei sindaci, appunto l'accennava anche prima, abbiamo proprio sviluppato una piattaforma per lo sviluppo e il monitoraggio dei piani elaborati all'interno del patto dei sindaci, in cui, partendo da quelli che sono database, andando ad incrociare informazioni presenti sui database a livello nazionale, anche dai dati, alcune banche dati che come Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica andiamo a gestire noi direttamente, si cerca di supportare i comuni nella compilazione e nello sviluppo dell'inventario di base delle emissioni e successivamente nella parte di appunto monitoraggio di quello che è nel tempo il piano e le azioni programmate, andando poi fornendo anche delle possibilità di confronto di buone pratiche con quello che sono gli altri comuni. Ecco, con questo, diciamo, bagaglio e con questo contesto siamo andati a elaborare quel percorso che, ecco, siamo arrivati al primo anno e abbiamo anche altri 2 anni di accordo con la Regione del Veneto per appunto sviluppare
sviluppare insieme altre attività. Ecco, quello io ci tengo a sottolineare è che questo percorso di mappatura, di interviste, anche ecco, di ciclo di seminari con delle tematiche dei relatori ad hoc è al momento, nonostante tutte le ovviamente continue interazioni che abbiamo con regioni, province, eccetera, ma diciamo, siamo riusciti a stabilire questo percorso e quindi ecco l'importanza da parte della e anche la lungimiranza, mi permetto di dire, da parte della Regione del Veneto, ecco, siamo riusciti a stabilirlo soltanto con la Regione del Veneto per ora. Abbiamo un'altra azione, diciamo, agli antipodi con la Regione siciliana appunto sulla piattaforma, però ecco, abbiamo solo queste due esperienze, in particolare questa così strutturata con la Regione del Veneto per appunto andare a definire quelle che sono le opportunità, ma appunto cominciando dai fabbisogni, ovviamente in qualche modo già lo sapevamo, quella della formazione, ma ecco abbiamo organizzato ad hoc anche sulla base di quelle che sono state le indicazioni, le risposte delle prime interviste, abbiamo sviluppato questo ciclo di seminari. Poi le colleghe entreranno più nel dettaglio, non voglio anticipare nulla, però ecco, ci tengo a sottolineare come questo percorso che abbiamo iniziato, strutturato insieme è come un punto esemplare e rappresenta esso stesso per noi come Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica una buona pratica che cercheremo di andare anche a replicare in altri contesti, in altre regioni, che sicuramente porteremo all'attenzione anche del Ministero, perché poi il Ministero, il MASE, dovrà nell'attuazione, come c'è il piano energetico regionale, c'è poi, lo sapete, un piano integrato nazionale energia e clima, in cui uno dei temi è anche quello chiaramente di un dialogo multilivello e diciamo anche una delle critiche mosse non solo al piano italiano, quella appunto diciamo questo aspetto, questa tematica della governance multilivello è in alcuni casi trascurato. Ecco, in quel caso noi sicuramente porteremo questo di esempio, proprio perché ecco, è questo il percorso con cui lo ricordavo all'inizio, la Regione può andare a definire insieme delle azioni che siano appunto coordinate, armonizzate anche a livello poi di quelle che possono essere delle possibili aggregazioni di misure con dei possibili soggetti aggregatori che ovviamente vanno a facilitare e in qualche modo anche a colmare quelle che sono le esigenze innanzitutto di carattere formativo. Diciamo, ecco, anticipo, ma senza appunto dire nulla diciamo, senza andarmi a sovrapporre con quello che diranno poi le colleghe, ecco, i primissimi risultati noi abbiamo, ecco, proprio per diciamo, l'esemplarità di questa iniziativa l'abbiamo inserita anche in quello che è il nostro rapporto annuale sull'efficienza energetica. Abbiamo presentato il mese scorso alla presenza del Ministro Pichetto Fratin, in cui nel capitolo dedicato al territorio abbiamo riportato un'intervista, oltre all'ambasciatore Ciambetti, anche un'intervista all'assessore Marcato, e che appunto con cui si andava a commentare quello che diciamo sono i primi risultati di questa azione e di quella che è appunto l'esperienza della Regione del Veneto nel patto dei sindaci. E ecco, mi piace sottolineare anche come a fronte dei primi incontri che abbiamo fatto di questo ciclo di seminari, in cui abbiamo appunto presentato direttamente in presenza la piattaforma di cui vi accennavo prima, immediatamente alcuni comuni hanno fatto richiesta e si sono iscritti, e quindi ecco, riusciamo anche in questo modo ad arricchire il patrimonio informativo a disposizione poi di tutti i comuni. Quindi ecco, questo è una prima inquadramento di quello che sono le attività, i risultati, e anche come spunti per possibili poi ulteriori sviluppi e collaborazioni
insieme per continuare questo percorso. Grazie, io a questo punto cedo la parola alle colleghe che entreranno nel dettaglio dei primi risultati. Grazie ancora. Come hai fatto? Esco? Ok, buongiorno a tutti, grazie per la numerosa partecipazione, anche abbiamo visto delle grandi iscrizioni a questo ultimo evento conclusivo della formazione che Enea ha realizzato con Regione del Veneto sulle tematiche del patto dei sindaci. Sono Patrizia Pistocchini e sono una ricercatrice del centro di ricerca di Ispra, che è in Lombardia, in provincia di Varese. Nella mia presentazione vi farò giusto un overview di quello che è stata la programmazione, la gestione di tutto questo processo di formazione, che è l'obiettivo appunto del nostro ruolo, del nostro Dipartimento Efficienza Energetica come coordinatore del programma europeo. Quindi la collaborazione con la Regione Veneto, le interviste che abbiamo fatto per valutare gli interessi anche dei percorsi percorretivi, per poi focalizzarmi soprattutto su come abbiamo organizzato questo percorso, realizzato proprio in accordo, in condivisione con Regione Veneto, quindi definizione di tematiche, relatori, come abbiamo calendarizzato gli eventi, la collaborazione che abbiamo avviato con un settore specifico dell'Enea che si occupa proprio degli eventi, perché questi eventi sono stati soprattutto realizzati online, registrati, replicati e sono disponibili sia sui canali YouTube dell'Enea, che è stato trasposto anche sui canali regionali, quindi tutto il percorso formativo replicabile e revisionabile. Non da ultimo i risultati di un questionario che noi abbiamo realizzato a valle del percorso formativo per valutare gli interessi che siano stati fatti degli argomenti trattati, dei suggerimenti, la valutazione dei relatori e dei suggerimenti anche su come impostare le nostre attività future. Allora, questo è il background che hanno già accennato sia l'architetto Alberdi che il dottor Federici, quindi l'atto esecutivo della Regione Veneto con Enea per proprio promuovere il programma Patto dei Sindaci. È stata realizzata una relazione sullo stato di adesione ai patti, dei risultati stimati in termini di risparmio energetico, riduzione di CO2 e delle azioni di monitoraggio che sono state realizzate sul territorio. Dopodiché si è passato a una relazione sui fabbisogni e sulle buone pratiche degli enti. Abbiamo messo enti coinvolti, sono soprattutto degli enti di secondo livello, caratterizzati dalla loro capacità di aggregazione dei comuni al quale afferiscono, e è stata valutata l'opportunità di attivare sia dei forum territoriali che di realizzare questi percorsi formativi. Le interviste sono state 13. Nella figura, nella tabella di sinistra trovate quindi tutte le province sono state coinvolte, quindi le sei province più città metropolitana di Venezia, e all'interno delle province sono stati intervistati non solo i referenti provinciali, ma anche questi gruppi di aggregazioni gruppi di secondo livello, a volte riconosciuti, non riconosciuti, informali, che caratterizzano proprio il vostro territorio. Questi sono soprattutto i gruppi di azione locale, i GAL, i consorzi BIM, oppure molto più rilevanti anche le intese programmatiche di area. Li abbiamo selezionati, abbiamo identificato i relatori, i referenti anche proprio su consiglio dei referenti provinciali, e abbiamo proposto una serie di tematiche proprio afferenti al patto dei sindaci, quindi 3 pilastri della mitigazione, l'adattamento e non da ultimo anche il tema della povertà energetica, che sarà obbligatorio dal 2025, e altri temi per il quale l'Enea
è competente, per il quale può fornire, può condividere le proprie esperienze e la propria professionalità. E nella slide nel diagramma di destra ritrovate tutti i temi che hanno avuto maggior risalto, quindi durante l'intervista è stato proposto un elenco non esaustivo, è stato chiesto l'interesse in questi percorsi, l'interesse è stato manifestato ovviamente da tutti e è stata preparata una scaletta, quindi trovate soprattutto anche la tematica del finanziamento, quindi le tipologie e i modelli di applicazione di redazione di quelle che sono l'implementazione delle azioni del piatto dei sindaci, le comunità energetiche per il quale la Regione aveva già attivato dei percorsi di formazione e di condivisione, pianificazione, monitoraggio, le diagnosi energetiche degli edifici, un inquadramento sia legislativo a livello europeo e nazionale, delle campagne di formazione e informazione, delle linee guida ma anche dei tool per poter applicare la riqualificazione energetica, i contratti di performance energetica anche, e degli altri strumenti proprio per realizzare l'efficienza energetica. Questi sono i numeri che riportano l'interesse manifestato dagli intervistati. Come è stato strutturato il percorso? Come vi dicevo, i temi sono stati condivisi sia con gli intervistati che con Regione. All'interno di Enea sono stati identificati i relatori, ha avuto la disponibilità dei relatori di Enea, ma non solo di Enea, non solo Enea ha partecipato a questo percorso formativo. Ritrovate un elenco di ben 6 istituzioni che hanno collaborato con noi. Vedo qui presente anche Daniela Luis del coordinamento dell'Agenda 21 Natale, non so se è presente in sala anche qualche altro relatore che ha dato la propria disponibilità, e questo percorso è stato realizzato in maniera molto breve, molto concisa. È stato realizzato grazie al supporto di Releventi che ha permesso la registrazione online. Erano dei percorsi molto brevi, quindi come dicevo registrati e quindi disponibili e fruibili anche non nella diretta streaming, nella durata di un'ora, quindi generalmente erano due interventi, con un relatore Enea e anche un referente esterno. Quindi come Enea hanno partecipato, e ringrazio il mio responsabile, il dottor Federici, Luca Colasonno, Maurizio Matera Cignini, il dottor Di Salvo, Ugoni e Gaglione, che farà l'ultimo intervento, perché questo è la fine del percorso formativo. Quindi l'Osservatorio Italiano sulla povertà energetica, per Regione Veneto ha partecipato l'architetto Alberti e il dottor Ciandon, ha partecipato anche la Commissione Europea sulla tematica perché la Commissione Europea, il Centro Comune di Ricerca di ISPRA, gestisce il database del patto dei sindaci, ISPRA, quindi coordinamento Agenda 21, MR Energy System, e l'Osservatorio sul Recovery Plan. Tutte queste presentazioni sono state condivise, analizzate, è stato preparato anche un questionario di valutazione sui temi che vi dicevo, e a valle di questo a tutti gli iscritti è stato mandato un link di aggiornamento sul percorso. Gli eventi sono 9 realizzati, l'ultimo è quello di oggi conclusivo, e come dicevano i miei precedenti relatori sono stati 6 corsi realizzati online, quindi la durata di un'ora, con tutta l'attività di promozione interna, più 3 corsi che sono stati realizzati nelle province dove avevano manifestato maggiori interessi alla piattaforma realizzata da Enea. Quindi sono stati creati, realizzati questi percorsi della durata di un'oretta e mezza, 2 ore, proprio per andare nel dettaglio dello strumento realizzato da Enea e a disposizione dei comuni e delle aggregazioni di comuni che vogliono utilizzare la piattaforma per l'inventario delle emissioni, per simulare buone pratiche, per vedere gli effetti della loro programmazione locale. Questo è tutto il calendario. Come vedete era stato strutturato a partire dal 23 di ottobre con un evento di lancio dove è introdotto dal dottor Federici e dall'architetto Alberti, e a seguire durante tutto il mese di ottobre e di novembre, l'ultimo evento conclusivo, perché oltre a tutti i temi prettamente energetici e ambientali, tra l'altro la tematica dell'adattamento era stata quella più richiesta, quindi è stata divisa anche su 2 parti. La parte dei cambiamenti comportamentali è stata anche una richiesta specifica da introdurre nel percorso formativo.
e come è stato organizzato il percorso, quindi c'era un sito dedicato dove ci si poteva iscrivere al quale è seguito un'attività promozionale all'interno del nostro canale istituzionale, nel sito dipartimentale, nel sito istituzionale di Enea. Io ho riportato solo i link di riferimento di Enea, però a seguire ovviamente in parallelo c'è tutta l'attività di promozione a livello regionale. Questi sono degli screenshot di una playlist che è stata realizzata dall'Enea, dove ha accorpato tutti i vari percorsi formativi, quindi fruibili, visualizzabili, e un questionario di valutazione. Questa era la parte conclusiva. Tra l'altro anche oggi, l'evento di oggi, vi chiedo la cortesia proprio a monte della conclusione dell'evento di compilare il questionario di valutazione, che è molto utile per noi. Questi sono i risultati, quindi abbiamo visto gli iscritti, come l'iscrizione che è avvenuta oggi per ogni tipologia di corso. Abbiamo avuto alla fine una media massima, cioè sulle 120 mi pare che come media di iscrizioni. Ci sono anche gli eventi di Belluno, di Treviso, di Rovigo, che sono gli eventi in presenza, ecco perché non trovate la partecipazione online. Gli spettatori, abbiamo visto una media sulle 40 persone erano presenti sulla diretta streaming, e ho riportato anche nelle ultime colonne le visualizzazioni aggiornate a gennaio del canale YouTube, quindi sono stati la frequenza, la visualizzazione, l'interesse è stato decisamente rilevante. Come primi risultati ho portato giusto un esempio come feedback del questionario di valutazione del primo corso, che è stato quello sulla povertà energetica. Quindi ogni tematica trattata dal relatore è stata riproposta in una delle domande del questionario. Come vedete è rilevante l'interesse che hanno manifestato i partecipanti al nostro corso sulle tematiche della povertà energetica, quindi risultati molto interessanti ma anche da approfondire, e questo ci permette di strutturare al meglio la nostra proposta di approfondimento sui temi anche nel futuro. In questa slide invece sono riportate le adesioni. Ovviamente avendo la diretta streaming non siamo stati in grado di valutare chi effettivamente ha partecipato, però più del 50% degli iscritti ha partecipato alla diretta streaming. Questa è un'analisi degli iscritti dei corsi online, però suddivisi per provincia, e ritrovate la partecipazione a livello provinciale per ogni tipologia di corso, come vedete con un esempio più rilevante per la provincia di Vicenza, ma comunque è utile anche sapere la partecipazione più limitata, dove ci permette di focalizzarci ancora di più. Questi invece sono i risultati del questionario dei corsi in presenza, quelli sulla piattaforma Enea. Sono state 4 la tipologia di interventi della presentazione della piattaforma, quindi le linee guida, come è nata la contestualizzazione della piattaforma, l'ambiente applicativo e le fonti dei dati, una simulazione delle buone pratiche, perché permette tramite l'utilizzo di questo strumento di simulare gli effetti in termini di riduzione di emissioni inquinanti, di risparmio energetico e di tipologie di azioni che noi abbiamo preso proprio dal database del GRC, analizzato e sistematizzato, e rendendo molto più compre e complete, e la simulazione dell'inventario delle emissioni e delle azioni. Poi sono state fatte 2 domande che riguardavano il tipo di supporto che veniva richiesto, e come vedete nelle slide continua a essere molto importante non tanto in questo contesto la redazione dei piani d'azione, ma quanto l'attuazione, il monitoraggio e anche la finanziabilità. Anche per questo ci siamo focalizzati con un ultimo percorso proprio su questo tema. La tipologia di assistenza è generalmente richiesta su tutte le varie modalità. Si parla di assistenza sia tecnica che amministrativa che finanziaria. Questo invece sono i risultati di tutti i corsi, e come vediamo il supporto richiesto, cioè la partecipazione, il riscontro positivo riguarda in equa parte tutte le varie tipologie, tutte le modalità e tutte le fasi.
Questo è una prima valutazione di tutto quello che abbiamo realizzato. Ho riportato i colleghi che hanno collaborato con me per realizzare questo percorso formativo, Nicola Colasonno, Fabio Cinnini e Maurizio Matera, e sono a vostra disposizione se per qualsiasi necessità. Adesso passerei la parola alla collega Maria Giovanna Gaglione, che concluderà il corso formativo con una presentazione proprio sui cambiamenti comportamentali che possono dare efficacia alle azioni di programmazione a livello locale. Prego. Perfetto, buongiorno a tutti, sono Maria Giovanna Gaglione, ricercatrice del laboratorio di strumenti di comunicazione per l'efficienza energetica dell'Enea, presso il centro ricerche di Portici, quindi vicino Napoli, e in qualche modo oggi introdurrò il tema dei cambiamenti comportamentali insieme a voi. Questo è un modulo formativo, pertanto se al termine della presentazione o se ci fossero delle domande sono benvenute, insomma, quindi è importante anche il vostro feedback. Allora, i cambiamenti comportamentali, sono contenta che sia stata proprio richiesta dalle attività, come raccontava appunto la collega Pistocchini, questo argomento. È un argomento che soprattutto nell'ambito di quella che è l'idea della transizione ecologica, della transizione energetica che è stata... Grazie. Introdotta dal Clean Energy Package del 2019, si era già ideato attraverso poi le direttive, la direttiva sull'efficienza energetica, quella sugli edifici, quelle sulle rinnovabili, si era un po' già identificato l'idea del cittadino come al centro della transizione. Questo comporta che però per attuare questa transizione con al centro il cittadino occorrerà un lavoro che diciamo non sarà solo tecnico, non sarà solo di trasferimento di conoscenze, ma un lavoro vero e proprio da parte di chi attua delle politiche energetiche, delle comunità coinvolte, proprio di cambiamenti di abitudini, di cambiamenti comportamentali, in questo caso negli usi finali dell'energia. La mia presentazione sarà soltanto un'idea, diciamo, un framework generale su quello che è lo studio dei comportamenti comportamentali e poi degli strumenti che attraverso le attività dell'Enea abbiamo già iniziato a produrre e a rendere disponibili a tutte le comunità, gli enti locali e le regioni che appunto sono chiamati poi a renderle attuate queste politiche. Allora, prima ancora di in qualche modo di addentrarci in quelli che sono i cambiamenti negli usi finali degli usi finali delle energie, cerchiamo di vedere quali possono essere le analisi delle barriere, quelle che ci impediscono di attuare degli effettivi cambiamenti nelle abitudini anche di tipo energetico. Sicuramente magari possono essere annoverate quelle di avere dei feedback scarsi, ad esempio se anche per ad esempio cambiare le abitudini dei consumi in casa, se abbiamo dei feedback sulla tipologia di consumi dopo due mesi, insomma come erano prima le bollette, è difficile poi cambiare in maniera veloce dei cambiamenti. Ho fatto solo un esempio. Oppure quelle che possono essere delle abitudini radicate, che sono quelle più difficili da cambiare,
o una visione parziale dei benefici che si hanno, quindi perché implementare una nuova tecnologia, che tipo di benefici mi porta e perché fare lo sforzo, l'investimento iniziale, oppure quello che è tipico dell'animo umano, che è quella dell'incostanza, quindi non optare per delle scelte sempre ragionevoli. A volte quello che stimola il cambiamento sono anche delle motivazioni di tipo più psicologico che non di tipo cognitivo, e lo vedremo come. E poi la difficoltà a visualizzare i vantaggi che possono derivare appunto dall'implementazione, ad esempio, di una nuova tecnologia. Come vi dicevo, introduco quella che è la metodologia alla quale noi ci rifacciamo, che è una metodologia che in qualche modo richiama un framework di studi, che è quello del Behavioral Insight Team, che è un gruppo di lavoro che attorno al 2010 ha iniziato a usare proprio questi approfondimenti di tipo comportamentale per delle politiche in generale, non solo quelle energetiche. Si è sviluppato in Inghilterra e poi man mano è stato attuato in diversi contesti, in diversi paesi. Quello che, giusto per lasciarvi un metodo di questa visione, è che perché si possano attuare dei veri e propri cambiamenti nelle politiche, nell'attuazione appunto delle politiche, queste devono essere semplici, easy, attractive, social e timely. L'acronimo è EAST, per questo si chiama metodologia EAST, e provo a spiegarvi nel dettaglio cosa vuol dire, anche se brevemente. Allora, prima di tutto che sia il messaggio che deve partire, che sia facile, di facile comprensione, venga codificato con un linguaggio raggiungibile alla maggior parte della popolazione, magari anche arricchito da elementi anche di tipo visuale. Pensiamo a magari popolazioni che hanno strati della popolazione che hanno anche delle barriere di tipo culturale o linguistico, quindi laddove il messaggio debba raggiungere un'ampia parte della popolazione, è chiaro che deve essere semplice. O può essere anche una degli interventi che più vengono utilizzati, quello che può essere di default. Ad esempio, all'inizio, quando c'è stato il cambiamento delle tariffe telefoniche, ad esempio, c'erano delle tariffe standard di default e poi a seconda del contatto con l'operatore poi venivano cambiate. Quindi per promuovere ad esempio nelle città l'uso dei veicoli elettrici, spesso capita che in molti centri vengono messe a disposizione o già delle biciclette oppure dei veicoli elettrici, quindi in qualche modo attraverso una disponibilità mirata viene incentivato il cambiamento, ad esempio in questo caso ad utilizzare dei veicoli elettrici. Quindi che sia facile come venga comunicato. Che sia poi che attiri l'attenzione, quindi che attiri l'attenzione nel senso che venga un po' come il marketing fa per i prodotti di consumo, anche per quelle che sono le politiche di sostenibilità e di energia. È giusto che il messaggio venga reso appetibile, anche i contenuti che vanno poi a essere veicolati. A volte ci sono anche degli escamotage di premialità, come ad esempio dei premi, oppure una riconoscibilità di un gruppo di persone che magari adottano una nuova tecnologia, come può essere un paese, una comunità, e quindi questo poi rende questo cambiamento più semplice, perché si viene riconosciuti come attori magari di un cambiamento positivo e sostenibile. Un altro elemento è che sia sociale, vale a dire che rafforzi i legami con la comunità.
noi stessi come Enea, come prima vedevate nella presentazione che ha fatto il collega Federici, tra le varie obiettivi di Enea, che è quello di sostenere l'efficienza energetica nei rapporti con gli enti locali ma anche con i cittadini, abbiamo implementato, lo vedremo dopo, un programma di informazione e formazione che in qualche modo viene declinato anche attraverso magari degli opinion leader, vale a dire delle associazioni, dei gruppi di persone attraverso cui questo messaggio può essere meglio replicato. Quindi laddove c'è bisogno di far veicolare un cambiamento che può essere appunto di politica energetica, è bene in qualche modo farlo veicolare attraverso dei gruppi sociali, anche perché l'imitazione fa parte proprio della nostra natura. Noi diciamo già da bambini siamo portati a imitare, quindi la parte sociale, la parte di riconoscibilità, quelle che si chiamano le norme sociali, aiuta molto. Ad esempio ci sono alcune utilities di servizi anche di energia eccetera che hanno, in Italia c'è già qualche esperienza, hanno inviato a del gruppo dei consumatori degli audit energetici, dicendo a questi consumatori, magari per quanto riguarda i consumi elettrici, in base alla tipologia del tuo appartamento stai consumando tanto, hanno profilato quel tipo di consumo rispetto magari a un altro nucleo familiare molto simile per popolosità, per tipologia di appartamento, per metratura eccetera, e quindi l'altro nucleo familiare consuma di meno, e quindi in questi home audit energy viene inviato ai consumatori il tipo di miglioria che può essere fatta nei consumi. Anche questo è un modo per incentivare ad esempio un miglioramento degli usi finali di energia, quindi anche qui dare dei feedback e far modo che questa promozione di questo intervento sia riconoscibile anche a livello sociale. E poi che sia fatta nel momento giusto, vale a dire bisogna sapere anche quando rispetto a un tipo di comunità proporre un certo tipo, una politica di tipo energetico, quindi ci sono dei momenti legati più al cambiamento, magari di cambiamento di casa o in cui si cambiano delle abitudini, in cui è più facile promuovere dei cambiamenti comportamentali. È difficile per chi fa delle politiche ovviamente saper targetizzare in questo modo, però sicuramente è capire quando è il momento per veicolare un messaggio e magari saper riaggiustare il messaggio se questo non produce dei risultati sperati, fa parte di questa tipologia. Abbiamo due tipi di approccio proprio nelle scienze comportamentali. Il primo, quello più storico, è quello del nudging, magari alcuni di voi ovviamente già ne hanno sentito parlare, è quello della spinta gentile, quindi magari delineare un comportamento virtuoso. Un pochino più difficile è il secondo approccio comportamentale, che è quello del boosting, vale a dire quello che non spingere in maniera esterna dei cambiamenti, ma dare delle informazioni, fare in modo che tutti abbiano le informazioni necessarie perché poi questi cambiamenti possano essere attuati diciamo in prima persona, no? Definendo anche dei KPI, dei tempi eccetera. Sicuramente questo approccio è più complicato perché prevede un impegno maggiore da chi in qualche modo lo promuove, perché vuol dire fare anche degli studi del contesto al quale i messaggi si rivolgono, della strategia di comunicazione, poi dopo vedere dei risultati, se i risultati rispondono a quello che si era immaginato, magari cambiare la strategia. Immaginate che tutto questo diciamo comporta un lavoro diverso e più impegnativo, ed è quello che
diciamo, cerchiamo anche di fare come Enea in quello che è il programma di informazione e comunicazione per l'efficienza energetica, che tra un po' vi illustro, proprio di sostenere questo tipo di atteggiamento. Avanti. Ho fatto un richiamo a quella che sono le raccomandazioni anche della IEA, appunto l'Agenzia dell'Energia Internazionale, che proprio sostiene fortemente di inserire gli studi comportamentali nella definizione di quelle che sono le politiche energetiche. Prima si parlava appunto del patto dei sindaci come con una collaborazione sui temi della pianificazione energetica regionale e sulla definizione ed attuazione delle politiche energetiche sul territorio. Ecco, per poter realizzare un impegno così importante, che proprio vuol dire cambiare delle abitudini, inserire nuove tecnologie, è chiaro che l'aspetto tecnico, l'aspetto anche per obiettivi di sostenibilità, di mitigazione del cambiamento, nobili obiettivi, insomma anche importanti, però se non passa attraverso proprio un aiuto in come cambiare questi atteggiamenti diventa difficile, ed è per questo che anche come raccomandazione che la IEA ha fatto all'Italia è quella di in qualche modo continuare con le campagne di tipo informativo e formativo proprio per sostenere questo cambiamento. Ovviamente quando si parla di efficienza energetica vuol dire prevalentemente cambiare, no, delle tecnologie, magari sostituire anche nella stessa abitazione, magari cambiare degli elettrodomestici, cambiare il tipo di caldaia, quindi andare proprio ad impattare con le abitudini voglio dire radicate del singolo. Quindi l'attività proprio di smantellare dei pregiudizi, delle abitudini, di forzare quello che va oltre il cognitivo, il dire ok, questa cosa mi fa risparmiare, quindi la adotto, non è così semplice. Quindi ci vuole proprio un lavoro che vada ad agire contro quelle che sono proprio delle resistenze al cambiamento che sono tipiche dell'essere umano. E ancora una volta il messaggio di supporto perché questa spinta, questo cambiamento ci sia, deve essere semplice, deve essere diretto e soprattutto veicolato da attori fidati. Questo cosa vuol dire? Che le persone hanno anche bisogno non solo che diciamo di capirlo in maniera semplice, quello che cosa vuol dire mettere, che ne so, passare al fotovoltaico piuttosto che installare una pompa di calore in casa, eccetera, ma proprio che il consiglio su perché vada fatto venga da un attore imparziale, da un ente imparziale, ed è per questo che Enea insieme agli enti locali sta cercando di dare sempre più questo tipo di comunicazione e di supporto. Anche qui, anche nell'ultimo rapporto che è stato fatto sull'efficienza energetica, per esempio dall'EIEA, è stato visto come fondamentale la parte del behavior change, del cambiamento comportamentale in tutte le campagne di sensibilizzazione e di informazione. Come dicevo prima, Enea, per conto del Ministero, implementa già da un bel po' di anni con Italia in classe A proprio questo programma che ha l'obiettivo di aiutare sia le amministrazioni ma anche i cittadini nell'attuare la direttiva sull'efficienza energetica. Come vi dicevo, al momento è in corso una nuova campagna di comunicazione perché c'è anche una campagna sui media diciamo di largo respiro, non solo a livello locale, che si chiama appunto 10 piccoli posso per l'efficienza energetica. Qui vi ho messo il link, potete scaricare la guida, sarà in cui ci sono proprio dei piccoli passi anche comportamentali che possono aiutare a effettuare questo cambiamento anche proprio partendo da noi stessi, dalle nostre abitazioni, dagli uffici, dai luoghi dove viviamo e lavoriamo.
Vi ho riportato un esempio qui en passant su quello che è stato, ad esempio, l'anno scorso il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, che in qualche modo è stato promosso dal Ministero proprio per attuare quella che erano le misure contro la crisi energetica scaturita dall'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, quindi il contenimento del gas. Enea ha, insieme appunto al Ministero, alla Presidenza del Consiglio, subito ha fatto uno studio dando proprio delle indicazioni molto pratiche per come attuare in tempi molto brevi, la finestra era 8 mesi, questo piano. Qua vedete già dei piccoli decaloghi che sono presenti sul nostro sito e ha fatto appunto uno studio combinando misure amministrative e misure comportamentali proprio per raggiungere il target di risparmio energetico che era stato fissato sul se non erro il 15% in meno dei 5 anni precedenti. Le misure amministrative erano quelle di ridurre il periodo di riscaldamento di 15 giorni per tutta la stagione, 1 ora al giorno, avere la temperatura interna al massimo 19 gradi. Per la stima che era stata fatta a questo studio proprio dell'Enea di risparmiare 3 miliardi di rotti di gas metano, unite a delle misure di tipo comportamentale, sia quelle a costo zero, sia quelle con un piccolo investimento. Era stato proprio quantificato la tipologia di misure comportamentali e il tipo di risparmio, che a famiglia si arrivava a quasi 250 euro a famiglia l'anno. Queste tipi di, diciamo, quelle senza investimento erano per esempio utilizzare le pompe di calore elettriche installate per il condizionamento anche per il riscaldamento, oppure ridurre il numero di lavaggi, eccetera. Quelle con lavastoviglie e lavatrice. Invece quelle con un piccolo investimento era quello, ad esempio, di sostituire dei climatizzatori esistenti con quelli più efficienti. E l'ondata di calore che poi c'è stata con l'estate scorsa, in realtà ci sono stati molti di questi cambiamenti, anche perché la sostituzione con i climatizzatori più efficienti gode di vantaggi fiscali, oppure installare pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie, o sostituire per esempio le lampadine a incandescenza con quelle a LED, con un risparmio stimato di oltre 6 miliardi di gas metano l'anno. Vedete come la parte delle misure comportamentali incide tantissimo, quindi davvero ho voluto citare questi numeri proprio perché per darvi l'idea che la parte comportamentale non è solo qualcosa di virtuoso, ma effettivamente aiuta in maniera molto pratica ad attuare quella che è la transizione ecologica. Ho sbagliato, spero che per andare avanti si è bloccato. Opzione computore forse. Ok, quello che vi dicevo. E i risultati sono stati per l'Italia sorprendenti, perché abbiamo superato quelli che erano gli obiettivi europei, quindi si è arrivato al 18% in meno dei consumi medi dello stesso periodo, quindi vuol dire che l'approccio, quindi anche di dare contezza, diciamo c'è stato sia la parte del pubblico che la parte dei privati, contezza di quelli che potevano essere i risparmi, quindi questo tipo di informazione ha avuto i risultati sperati.
Un altro esempio totalmente diverso è un progetto che abbiamo realizzato nell'area metropolitana di Roma, un progetto Oikia, che aveva come destinatari un gruppo di persone che avevano effettuato già delle riqualificazioni energetiche nelle proprie abitazioni, chi aveva fatto il cappotto, chi aveva sostituito gli infissi, chi era addirittura passato al fotovoltaico, e con questo nucleo di persone che avevano partecipato a questo progetto abbiamo cercato di capire come le abitudini potessero addirittura migliorare e aumentare gli effetti, perché in letteratura è abbastanza noto che laddove si effettuano delle riqualificazioni energetiche, ad esempio in delle abitazioni, in un primo momento si può andare incontro a quello che è l'effetto rebound. Che cosa vuol dire? Che il fatto che delle nuove tecnologie consumino meno può portare le persone magari a consumare di più. In realtà quando abbiamo fatto questo progetto è iniziato quasi subito dopo la pandemia e all'inizio della crisi energetica, quindi le persone sono state molto attente, perché era il momento del 2022 in cui si è alzata tantissimo le bollette, eccetera, quindi questo effetto rebound non c'è stato, ma è una cosa abbastanza conosciuta. Quindi il nostro obiettivo era quello di fare in modo che queste famiglie potessero utilizzare al meglio la nuova tecnologia, perché va digerita. Insomma, se io cambio completamente la mia abitazione con gli usi, magari sono passata al fotovoltaico, eccetera, devo necessariamente cambiare le mie abitudini. Non è detto che da soli cioè c'è sempre bisogno, no, di un periodo di adattamento, e quindi questo progetto voleva dare questo tipo di aiuto e fare un manuale che non venisse calato dall'alto come spesso si fa, ma proprio, ritornando al concetto del boosting di cui vi dicevo prima, un manuale che fosse coprogettato insieme alle famiglie. Di cosa avete bisogno, cosa avete trovato che non vi siete, avete ancora necessità di chiarimenti, eccetera. E quindi gli obiettivi, come vi dicevo, era quello più ampio, era favorire lo sviluppo delle competenze energetiche nei cittadini, stimolando comportamenti virtuosi, e anche evidenziare la percezione del comfort, perché se riqualifico energeticamente la mia casa non è che solo riduco i consumi, partecipo a quello che è l'obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico, che già sarebbe un grande obiettivo, ma vivo anche meglio, perché magari miglioro la mia qualità della vita. E non sempre questo vantaggio, il vantaggio economico è percepito, ma non sempre quello di qualità della vita, di comfort interno è percepito in maniera chiara. Noi l'abbiamo riscontrato, così come abbiamo riscontrato in questo piccolo nucleo iniziale, sebbene molte famiglie avessero, usando gli incentivi, cambiato ad esempio il parco degli elettrodomestici, non conoscevano, facendo proprio delle domande, non conoscevano i consumi, la potenza dei propri elettrodomestici. In realtà ci siamo accorti che queste competenze anche energetiche non ci sono, anche perché già a scuola non è che si parla di watt, si parla di potenza. Dobbiamo proprio costruirle insieme questo tipo di competenze, perché non sono largamente diffuse anche in popolazione che magari ha un'educazione anche elevata. Insomma, in queste famiglie c'erano anche laureati, c'erano anche persone magari che insegnavano, eccetera, però non sempre queste conoscenze erano presenti. E poi in qualche modo identificare i messaggi chiave per le nostre campagne informative, perché chi meglio di chi abita un'abitazione ci può dire di cosa ha bisogno per migliorare. E quindi l'approccio è stato quello bottom up, quindi capire da loro quali erano le esigenze, e ci ha portato anche a redigere una guida, dopo vi lascio il link, che è stata fatta proprio sulle esigenze di queste famiglie, quindi sugli usi magari del raffrescamento. Ad esempio, una cosa che è emersa è che spesso le temperature di raffrescamento sono molto elevate anche rispetto all'esterno. Se magari fuori fa molto caldo,
si mettono 18-20 gradi, e questo, oltre a avere degli impatti negativi sull'inquinamento, può avere anche un impatto negativo sulla salute, il fatto di stare per molto tempo in luoghi anche se fuori fa molto caldo. Quindi abbiamo dato anche questo tipo di consigli, oltre che chi è cambiato al fotovoltaico, chi è passato al fotovoltaico ad esempio ha dovuto anche cambiare le abitudini, perché con il fotovoltaico magari usare le commodities quando l'energia viene prodotta e non di sera, perché di sera chi ha messo l'accumulo, quindi le batterie, aumenta l'uso delle batterie, quindi li consuma di più, un po' come accade ai telefonini. Quindi trovare degli espedienti per chi è in casa, ma anche per chi non lo è, quella di cambiare le proprie abitudini. Infatti ci sono state molte domande sulla domotica e abbiamo aggiunto questo tipo di informazione. Vi do velocemente di quelli che sono gli strumenti, che ovviamente questo è un modulo informativo iniziale, poi se ci sono esigenze vedremo insieme come in qualche modo andare a configurare delle esigenze più specifiche. Per quanto riguarda la guida c'è il link sulla presentazione, io non ne avevo molte, quindi però la potete scaricare. Sul portale Italia in classe A, che fa parte sempre collegato al portale dell'Enea, abbiamo dei prodotti, dei kit di informazione, delle guide e anche degli storytelling, perché è emerso che una cosa che può aiutare, come vi dicevo prima, è magari ascoltare le persone che hanno già fatto dei cambiamenti, hanno già attuato implementato nuove tecnologie. Quindi c'è anche la parte visiva, usando un po' i nuovi linguaggi, che può essere utile, e questo lo troverete nei link prodotti Enea. Abbiamo anche interviste appunto sui cambiamenti comportamentali alla nostra direttrice Ilaria Bertini, e anche da altri colleghi, come quelli sul piano del gas, del contenimento dei consumi del gas, ai quali ho fatto riferimento prima. C'è anche, non mi dilungo, ma ovviamente c'è anche tutto un tipo di produzione rivolto alle scuole, quindi con un linguaggio più dedicato alle scuole, e quindi come far fruire questi tipi di nuovi contenuti anche ai bambini. Quindi non solo attraverso queste pubblicazioni, ma ci sono anche delle modalità per costruire degli eventi nelle scuole, quindi lo troverete appunto sul portale, ma poi anche in questo caso c'è la possibilità di costruire insieme dei percorsi. Ritornando un po' al framework di cui oggi appunto siamo qui proprio per collaborare sui temi della pianificazione energetica, e quindi concluderei risottolineando come sia importante utilizzare gli studi comportamentali nella definizione e nell'attuazione delle politiche energetiche. Fino ad ora si è sempre utilizzato appunto il fattore tecnico-finanziario, perché sicuramente è predominante, ma ripeto, per la velocità con la quale questa transizione ecologica deve essere sostenuta, addirittura ora si parla di raddoppiare gli obiettivi sull'intensità energetica dal 2 al 4%, non basta la parte tecnica, perché noi siamo persone, le persone non siamo pienamente razionali, quindi abbiamo anche bisogno di essere coinvolti nei cambiamenti dall'esempio, da quello che la comunità ci aiuta a realizzare. Quindi avere anche un'expertise di tipo comportamentale nei gruppi di lavoro è importante. Noi all'interno dell'Enea l'abbiamo, è bene che ci sia anche all'interno delle amministrazioni sempre più queste competenze, e quindi lo sostegno allo scambio e le esperienze, le buone pratiche. Dicevo prima, lo storytelling, il raccontare una storia, raccontare un'esperienza è un modo molto semplice per convincere e sostenere i cambiamenti anche nel lungo periodo, perché poi il cambiamento va anche sostenuto, come non è solo io metto la nuova tecnologia, ma
in qualche modo sostengo con anche abitudini di vita. Ora si parla addirittura del cucinare sostenibile, quindi vedete come questo ampierà tantissimo diciamo, la portata dei nostri cambiamenti comportamentali. E poi anche una letteratura scientifica. Enea fa parte di gruppi di lavoro internazionali sul behavior change. Sono stati pubblicati, vi metto il link del European Energy Network, che è il network delle agenzie energetiche europee, dove sono stati pubblicati dei cataloghi in inglese per ora sulle best practice a livello europeo, che possono essere anche un utile spunto, no? per chi fa politiche energetiche. E poi c'è stata anche una conferenza da poco che si fa, è biennale, proprio Behave, sui comportamenti, che ha riunito un po' non solo persone dal mondo accademico, ma anche chi fa politiche, eccetera, proprio su questi temi nei vari settori. Io ho concluso, come vi dicevo, è stato soltanto una introduzione, mi auguro che ci siano interessi a poterla poi declinare nelle esigenze future e appunto se ci sono domande, altrimenti lascio la parte del questionario. Grazie. Se volete inquadrare il QR code per aiutarci alla compilazione del questionario è veloce. Intanto lascio la parola all'architetto Alberti e al dottor Federici per delle conclusioni e considerazioni finali della giornata. Se non avete altre domande, che possiamo magari trattenerci un attimo. Vedo che allora siete già impegnati nella compilazione probabilmente. Comunque intanto ringrazio i relatori per gli approfondimenti e anche per aver dato conto dell'impegno che c'è stato da parte di Enea, da parte della Regione nel creare appunto questo tessuto di conoscenza. Si diceva appunto, anzi ringrazio per le benevole parole soprattutto il collega, nel senso che effettivamente si tratta di preparare il terreno. La transizione energetica richiede soprattutto capacità anche di innovarsi, di cambiamento. È una cosa un po' più difficile secondo il mio punto di vista. Siamo resistenti naturalmente al cambiamento, siamo tetragoni ai cambiamenti, proprio nel senso che non è il nostro approccio naturale. Nel descrivere fra l'altro appunto questi due tipi di approccio, appunto si diceva anche che abbiamo due approcci, quello della spinta gentile e quello dell'imposizione. Ritengo che l'approccio della spinta gentile sia importante anche per quella dell'imposizione, nel senso che tu, facendo una spinta gentile, cercando anche di coinvolgere con conoscenza, soprattutto con responsabilità le persone, i cittadini, le amministrazioni, riesci poi a fare anche, fra virgolette, digerire dei comportamenti dal punto di vista percettivo. Io credo che lo faremo con il piano. Quando dicevo il piano energetico è anche uno strumento di conoscenza ed accompagna in qualche maniera il cambiamento. Mi riferivo un po' a questo. La necessità che abbiamo di fronte alle sfide necessita ovviamente sempre di più un rapporto di conoscenza con le persone che sono attori, voglio dire, del cambiamento. E quando dico sono attori del cambiamento, sono certo le amministrazioni, è certo nella società in suo generale, ma abbiamo visto insomma che i comportamenti individuali sono molto, molto importanti.
con questo, voglio dire, con quest'ultima relazione, diciamo, è fra l'altro un'anticipazione della prossima riunione che faremo per la firma dell'accordo di adesione, e quindi quello che un po' mi sento anche di dire alle persone che sono intervenute a questo momento è un arrivederci al prossimo evento. Concludo, il percorso fatto con Enea per noi come Regione è stato importante, al di là, voglio dire, delle parole circa la lungimiranza. Ritengo che insomma, la lungimiranza è venuta nel tempo anche della collaborazione. È chiaro che quando prepari, voglio dire, strumenti importanti come il patto e il piano energetico regionale che si inquadra all'interno di una strategia ai cambiamenti climatici, è necessario preparare, voglio dire, un terreno fertile. Il terreno fertile abbiamo ritenuto appunto di costruirlo insieme ad Enea con tutti quei momenti che appunto abbiamo condiviso assieme, e come vedete un po' i risultati sono stati anche di 800 persone coinvolte all'interno del percorso di formazione. È una cosa importante, e contiamo di proseguire su questa linea nei prossimi anni, condividendo appunto un programma di formazione che in qualche maniera risponde alle esigenze del territorio, e nel territorio metto amministrazioni, società e cittadini. Io ti darei la parola, Andrea. Posso solo che appunto ringraziare nuovamente, ringrazio la Regione, l'architetto Franco Alberti, anche la dottoressa Giuliani e il dottor Di Lenna che ci hanno supportato insomma in tutto questo percorso. Giustamente, ecco, dicevi di preparare la strada, preparare il terreno, questo appunto fa parte del nostro, come dire, ruolo anche istituzionale nella programmazione, in questo caso in particolare per il patto dei sindaci, anche in generale come agenzia, quindi ben volentieri. Ecco, hai sottolineato giustamente quei numeri di appunto 800, 1000 colleghi che hanno partecipato a questi corsi. È chiaro che se li rapportiamo ai milioni della popolazione è una percentuale marginale, ma qui si tratta appunto, qui stiamo facendo un lavoro mirato, come dire, certosino sugli addetti ai lavori, e ecco, coinvolgere 1000 fra sindaci, officer, addetti appunto, stakeholder, addetti ai lavori, sono numeri veramente appunto, ecco. Io ho in mente, magari non dico le altre regioni, non faccio nome, però io ho in mente, ecco, c'è uno scarto di un ordine di grandezza, di uno zero in quello in cui magari noi in altre regioni, anche della stessa ampiezza del Veneto, riusciamo ecco, a coinvolgere in occasioni di questo tipo, patto dei sindaci o anche insomma incontri più mirati su altri argomenti. Quindi ecco, ripeto, non sono parole benevoli, sono assolutamente, ecco, un dato di fatto su quello che, ecco, siamo riusciti a fare, stiamo costruendo insieme con questo percorso. Grazie ancora. Direi che il nostro incontro si conclude qui. Volevo fare un ringraziamento alle persone che hanno lavorato con noi, non solo di Enea appunto, ma soprattutto l'ufficio che ci supporta. Non siamo in tanti, siamo abituati, voglio dire, come Regione a fare delle cose, non dico importanti, ma insomma il nostro mestiere con poche risorse, quindi ringrazio particolarmente i colleghi che appunto sono stati nominati, ma più in generale la struttura che è impegnata in questo percorso importante e forse avrebbe bisogno di maggiori risorse. Grazie a tutti.